Buongiorno e benvenuti. Oggi è lunedì 22 maggio 2023. Il sole sorge alle 5:45 e tramonta alle 20:08. La luna si leva all'1:45 e cala alle 12:05. Oggi si celebra Santa Rita. Il nome Rita è un'abbreviazione di Margherita, deriva dal greco e significa piccola perla. Il suo numero fortunato è il 9, il colore è il verde, la pietra è lo smeraldo e il metallo è il mercurio. Secondo un vecchio consiglio, per evitare il mal di mare in barca bisogna masticare una foglia di menta fresca. Diciamo che oggi ci sono soluzioni più efficaci per evitare il mal di mare, come ad esempio le pillole o i braccialetti antinausea. Quindi, se volete godervi la vostra gita in mare, meglio affidarsi, ai moderni strumenti e lasciare la menta per rinfrescare l'alito dopo il pranzo in barca. Ecco i tre personaggi che festeggiano il loro compleanno oggi. Il campione di tennis Novak Djokovic compie 36 anni. Lui è il numero 1 del mondo e detentore di ben 20 titoli del Grande Slam. Tanti auguri anche alla celebre modella britannica Naomi Campbell, che festeggia i suoi 53 anni. Prima donna di colore ad apparire sulle copertine di Vogue e Time Magazine. Infine festeggiamo il rapper siciliano Marracash, nome d'arte di Fabio Bartolo Rizzo, che oggi compie 44 anni. È considerato dalla critica uno dei migliori nel panorama italiano. I due fratelli, Wilbur e Orville Wright, avevano una passione smisurata per la tecnologia, grazie all'influenza della madre, che aveva insegnato ai figli come costruire qualsiasi oggetto. Ma la cosa che li ha resi celebri in tutto il mondo fu il loro primo aeroplano, ovvero l'antenato dei mezzi di trasporto su cui saliamo ogni giorno. È stato proprio il 22 maggio del 1906 che i fratelli Wright hanno depositato il brevetto di questo mezzo incredibile che ha fatto la storia dell'umanità. Avete mai provato a tenere le spezie lontano dalla luce del sole? Perché in realtà le spezie possono perdere sapore e aroma se esposte alla luce diretta del sole per troppo tempo. Per preservare al meglio il gusto delle spezie, conservatele in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta. Inoltre, se possibile, utilizzate spezie fresche invece di quelle secche per un sapore ancora più intenso. Iniziamo la giornata con i consigli dell'oroscopo di Marco Amato. Buongiorno e buon inizio settimana ai 12. Sole in Gemelli, torna il periodo della comunicazione. Ariete, il vostro cielo gode finalmente di una proprietà di linguaggio molto più spigliata nel dipanarsi in mezzo alle beghe sentimentali, finalmente di nuovo socievoli e soprattutto risolti e risoluti e pronti a concludere ogni sospeso. Toro, il Sole ha corroborato di energia i vostri gradi, adesso passa ai Gemelli e quindi è il momento di finalizzare e concludere alcuni affari che siete riusciti a gestire e ottimizzare. Bravi, avete fatto del vostro meglio, ora concretezza. Gemelli, il Sole è nei vostri gradi, quindi inizia il vostro periodo, un momento comunicativo per lo zodiaco di apertura e di socialità. Anche la Luna oggi per poche ore è nei vostri gradi, quindi la vostra immagine sociale è nettamente in rilancio. Cancro, la bella Venere oggi un po' vaga e distratta non fa altro che distribuire amore. Adesso che Marte ha lasciato i vostri gradi e tutto sembra più sgombro e leggero, tentate di rivedere la vostra capacità affettiva, di riabbracciare qualche familiare e soprattutto di riprendere alcuni rapporti un po' trascurati o violentati dal tumultuoso Marte. Leone, Marte nei vostri gradi è perfetto per gestire come un talismano d'azione la quadratura di Giove e l'opposizione di Plutone. Complimenti a voi, vi state corroborando di energia, ma dovete essere bravi a gestire un focusissimo Marte. Vergine, giornata particolarmente interessante quella di oggi, visto che la Luna sarà presto amica e cambierà la giornata di lunedì dandovi un pomeriggio e una serata veramente molto entusiasmanti all'insegna di qualche bel incontro. Bilancia,
Il planetario è decisamente cambiato, è forte dell'appoggio di Marte, fuoco e passione stanno di nuovo imperversando nei vostri gradi. Servirà coerenza e da questo lunedì porterete avanti tutta una serie di faccende che hanno a che fare proprio con la vostra capacità di decisione. L'amore è finalmente tornato. Scorpione, giornata molto intensa oggi, la Luna vi farà una carezza affettiva e anche la bella Venere vi sosterranno, anche se il resto dei pianeti è poco carino nei vostri confronti, ma almeno il Sole ha finito la sua opposizione e finalmente una boccata d'aria in più. Sagittario, inizia l'opposizione del Sole ai vostri gradi, quindi probabilmente alcuni di voi si sentiranno stanchi, un po' provati, spossati, ma Marte è dalla vostra parte, quindi non verrete mai meno a livello pratico e in ogni caso datevi alle passioni, forza. Capricorno, i pianeti in Toro vi hanno dato grandissima energia, l'avete tesaurizzata bene e adesso vi dovrete concentrare su questioni che hanno a che fare su case, immobili e qualche passaggio di proprietà. Acquario, adesso che il cielo è decisamente più sgombro dalle quadrature, un alleato prezioso come il Sole vi aiuterà a riprendere le energie. Quella sensazione di stanchezza che vi portavate dietro sta finalmente per sciogliersi, quindi adesso datevi alla creatività, agli amici e alle nuove idee. Amori che non fanno altro che stuzzicarvi con un Marte in opposizione che propone passione. Pesci, la giornata di oggi si apre con una luna decisamente interessante, è un trigono con Saturno della luna che aiuterà anche a dare un significato a un sogno che avete fatto, ma anche a rimettere a posto una tradizione di famiglia del passato che voi salverete. Tutto ebbe inizio con una serata a base di pizza, durante la quale l'ispirazione colpì il programmatore dopo aver notato la forma data dalla fetta mancante della pizza. Questo lo portò a creare un gioco che sarebbe diventato una leggenda. Sto parlando di Pac-Man, che debuttò nelle sale giochi giapponesi il 22 maggio del 1980. Grazie alla sua semplicità e alla grafica accattivante, Pac-Man divenne subito un successo di massa, tanto da essere installato in oltre 300.000 macchinette da gioco in tutto il mondo. Oggi esploreremo l'origine del modo di dire "cat got her tongue" o in italiano "il gatto ti ha preso la lingua". È un'espressione che usiamo spesso in entrambe le lingue, quando qualcuno appunto resta in silenzio. C'è chi sostiene che l'origine risalga al 500 a.C., quando le lingue dei soldati sconfitti o dei ladri venivano tagliate e date in pasto ai gatti. Non lasciatevi sfuggire nessuno dei programmi che ho selezionato per voi oggi. Oggi vi parliamo di Gérard de Nerval, poeta romantico che ha vissuto una vita segnata da crisi psicotiche e dalla morte della madre quando era ancora giovane. Grazie a una cospicua eredità, Nerval ha viaggiato per il mondo, esplorando l'occultismo e il paganesimo, ma anche il proprio inconscio e la malavita cittadina. I suoi temi prediletti? Beh, il viaggio, il sogno, l'allucinazione e soprattutto la follia, che ha influenzato la sua produzione letteraria. Ma la sua vita non è stata solo una discesa nell'oscurità. Nerval cercava conforto nella religione, sebbene il suo rapporto con essa fosse, diciamo, particolare. Alla fine Nerval ha fatto una scelta tragica, suicidandosi per impiccagione. Ma la sua eredità letteraria, caratterizzata da una profonda introspezione e dalla ricerca di una verità profonda, continua ad affascinare lettori di tutto il mondo. Ci salutiamo con la frase del giorno. Il segreto della felicità non è di far sempre ciò che si vuole, ma di volere sempre ciò che si fa. Vi aspettiamo domani con una nuova puntata. Un bacio e buona giornata dalla vostra Naomi.